Subito dopo il ritrovamento dei corpi dell'automobilista e del poliziotto Domenico Zorzino, ripescati dal canale Gorzone, si sono moltiplicati messaggi di cordoglio e ringraziamento per il comportamento della gente della questura di Padova, a partire da quello del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Esprimo il mio cordoglio e vicinanza alla famiglia di Domenico Zorzino, dice, che fuori dal servizio non ha esitato a tuffarsi in un canale nel tentativo di salvare un anziano. E prosegue: il gesto altruistico e coraggioso compiuto dal poliziotto testimonia ancora una volta l'alto senso del dovere degli uomini e delle donne delle forze di polizia. Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, la definizione giusta per Zorzino è eroe. Siamo davanti a un atto di eroismo, vanno valorizzate queste figure di queste persone che comunque si mettono a disposizione, a volte anche mettendo a repentaglio la loro vita, e questo è quello che deve essere sottolineato. Dopodiché ovviamente va ovviamente la nostra vicinanza, il nostro pensiero. Intorno alla famiglia dell'assistente capo si stringe anche il capo della polizia, Lamberto Giannini, che esprime il proprio cordoglio per la grave perdita che addolora tutti i poliziotti che quotidianamente operano per la sicurezza dei cittadini. Dalla politica il saluto del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, che non esita a definire quello di Zorzino un gesto eroico che gli è costato la vita. Per il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, il sacrificio di Zorzino è un esempio di valore, dedizione e impegno per il prossimo. Il suo gesto non sarà dimenticato. Tra i politici veneti, il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari, afferma che un eroe non muore, ma entra nella storia e vive per sempre. Sia da esempio per tanti giovani: si può vivere e lottare per il bene anche quando attorno sembrano prevalere individualismo e superficialità. È una luce a cui guardare che non si spegnerà mai. Il senatore UDC Antonio De Poli ringrazia vigili del fuoco e personale del SUEM che hanno ritrovato i corpi e prega commosso per le vittime e i loro familiari. Domenico ha pensato prima agli altri e poi a sé, conclude De Poli, e questo è un gesto straordinario. Infine il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni, esprime gratitudine profonda per un gesto che rimarrà indelebile, compiuto da chi ha dato tutto se stesso senza calcoli.